ora in onda Potere al Popolo. Ma quale americano? Io sono padano. Buon mattino, 5 minuti dopo le 11. C'è Sammy Varini in diretta nazionale su Radio Libertà. Non funzionano i gabinetti sulla portaerei nucleare Ford diretta in Medio Oriente. Si è dovuta fermare a Creta. Sì, è andato male anche ieri Sanremo. Per la seconda serata 59,5% di share, solo 9 milioni di spettatori, che sono sempre tanti, ma sono quasi 3 milioni in meno rispetto all'anno scorso. Ci sono sempre 3 milioni che ballano guardando qualcos'altro, forse la partita, però stasera c'era Mazzotti, vuoi mettere. E ancora il sito del Corriere spicca perché anche nella versione cartacea c'è l'intervista al papà di Domenico, il bimbo con il cuore che non ha funzionato, chissà perché. Il cuore per mio figlio in un frigo da picnic, una cosa da matti. I chirurghi sparirono dopo il trapianto. Li capì. E poi la lite tra medici in sala operatoria. Ma che fai? Un'operatrice portò il ghiaccio secco, insomma. Ne hanno combinate di tutti i colori e giorno dopo giorno saltano fuori i particolari. Oggi musica indipendente, come ogni giorno, signori. 5-10 minuti di chiacchierata con un artista sconosciuto ma veramente in gamba. Oggi da Peschiera del Garda ascolteremo tra poco Andy, poi gli appuntamenti da non scordare targati in Lega per i prossimi giorni. Subito ci colleghiamo con Qui Parlamento. Qui Parlamento. Grazie Presidente. Ricordo ancora quelle ore, 4 anni fa, quando Putin aggredì l'Ucraina, quando la Russia invase l'Ucraina. L'Italia tutta partecipò emotivamente, tutti i nostri comuni si mobilitarono, in primis i comuni della Lega che si dimostrarono pronti ad accogliere chi soffriva, quel popolo attaccato. I nostri giovani con l'onorevole Toccalini e con l'onorevole Zoffili organizzarono subito una spedizione per soccorrere e accogliere qui in Italia i profughi di quella guerra. E ancora tutti noi ci mobilitammo qui in aula per esprimere solidarietà, sostegno e dopo 1 milione di morti russi, più di 1 milione, noi siamo ancora qui a dire quello che dicevamo 4 anni fa. Le armi devono tacere, dobbiamo arrivare alla pace. Lo ha ribadito anche questa mattina il nostro segretario federale Matteo Salvini. Lo ha ribadito con la convinzione di chi, come Ministro per le Infrastrutture, è pronto e dopo numerose conferenze internazionali proprio con l'Ucraina si è appunto preparato a ricostruire, ma per ricostruire ci vuole la pace. E quella pace, quello spirito olimpico, si sono appena conclusi i Giochi Olimpici, quei Giochi Olimpici in cui tutti noi della Lega abbiamo tanto creduto, proprio come simbolo di pace. Giochi che ha fortemente voluto Matteo Salvini, i nostri governatori, anche se nel silenzio dei media nessuno l'ha ricordato. Ma per noi quello è quello che vuole la Lega, quella Lega del fare, quella Lega della pace. Questo è il simbolo a cui noi guardiamo. E allora raccogliamo ancora una volta le parole del Papa che domenica ha ripetuto con forza, con passione: la pace non può essere rimandata. Per arrivare a quella pace sappiamo che c'è solo una persona che ci può guidare. No, non è l'Europa, purtroppo. È il presidente Trump, colui che più si è avvicinato a questo obiettivo. È difficile, è complesso, ma abbiamo visto a Gaza che grazie a lui la pace si può raggiungere. E allora ancora una volta grande fiducia negli Stati Uniti e grande sforzo della Lega per tenere unite le due sponde dell'Atlantico. Noi amiamo l'Occidente e dopo 1460 giorni siamo ancora qui a ribadire che dobbiamo tenere tutti insieme, che dobbiamo sempre ricordare che anche se qualcuno ha in cuore un sogno di fare una grande Russia, forse non si rende conto che sta facendo una grande Cina. Grazie. Qui Parlamento.
Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Voglio stare qui, disteso sul tuo fianco. Se è un sogno che comincia ad ogni nuovo sguardo. Ti ho scritto una canzone, a te che sei un incanto, a te che dai valore a tutto ciò che faccio. Il dubbio e la certezza, un lampo, una carezza, a te che sei la mia ancora di salvezza. Siamo un cuore che batte dentro un altro cuore, il sole che risplende in mezzo all'acquazzone. È tutta un'avventura tra i fiori, la natura. Io sarò la cura per ogni tua paura. Il mio faro in cui mi riparo, il fuoco che ho dentro, il mio riferimento. Esprimi un desiderio grande come il mondo, perfetto come un tondo, tu che sei la fine del mondo. Quando sto con te vorrei fermare il tempo, quando sto con te sono il vero me stesso. Nascono i miei desideri adesso che sei qui con me. Ad un passo dalla luna io rinasco insieme a te. Come il sole dentro al mare ti rispecchia e illumina. Scriverò su ogni muro che sei unica. Così bello che non mi sembra vero, come un'opera di Tenco, il rigore di Shevchenko. Manchester, Liverpool, come Snoop, ogni giorno baby, io ti amo di più. Il primo appuntamento, il bacio nel parcheggio, la colazione a letto, la scritta sul biglietto. Ci nascondiamo per fare l'amore, mentre il mondo fuori fa la guerra senza una ragione. Il film del venerdì, le serie Dawson Creek, le calze di Elodie, la dedica sui jeans. C'è chi se ne va e c'è chi tornerà, ma comunque vada ad aspettarci, noi saremo sempre qua. Nascono i miei desideri adesso che sei qui con me. Ad un passo dalla luna io rinasco insieme a te. Come il sole dentro al mare ti rispecchia e illumina. Scriverò su di ogni muro che sei unica. Scriverò su di ogni muro che sei unica. Oh, yeah. Unica, unica. Nascono i miei desideri adesso che sei qui con me. A un passo dalla luna io rinasco insieme a te. Come il sole dentro al mare ti rispecchia e illumina. Scriverò su di ogni muro che sei unica. Lo teniamo d'occhio, anzi d'orecchio da tempo. Si chiama Andy, da Peschiera del Garda. Esplora temi legati alla rinascita interiore, all'unicità di un legame sentimentale, ma c'è anche un EP con importanti collaborazioni. È con noi Andy, ciao! Ciao a tutti, buongiorno. Grazie per essere tornato su queste frequenze. D'altronde è quando esce qualcosa, tu lo sai che noi ti passiamo, lo amiamo. Andy, il suo modo di porsi, di trasmettere, un rapper gentile, un modo di cantare che fa bene. Lo sentiamo, è un pezzo che fa bene, come una tisana. Desideri si chiama questa canzone, che porta avanti dei buoni sentimenti, anche perché, io lo dico sempre, la musica può fare davvero bene, può fare anche male, perché ci sono i cattivi maestri che cantano determinate cose. Nel tuo caso la musica fa bene, anche perché ti ha pure aiutato fin dai tempi ad aprirti, a guarire in tutti i sensi. Ma partiamo da questo pezzo. Desideri, che cosa trasmette?
e che cosa trasmette anche il video che abbiamo trasmesso, veramente bello. Andy. Intanto grazie a voi, è sempre un piacere sentirvi, insomma, sentirci. È vero. E, sì, appunto Desideri, il mio ultimo singolo che ha appunto anticipato l'album Canzoni d'amore. Ma guarda, io ho un po' questa voglia già da un po' di pubblicare o comunque raccontare una canzone positiva, diciamo, che raccontasse un po' l'amore in maniera positiva, in una fase di questo sentimento, come l'innamoramento, comunque il desiderio verso un'altra persona, ecco. E quindi questa cosa mi ha stimolato molto e ho deciso appunto di aprirmi e di tirar fuori comunque una parte molto intima, e questo appunto, come dicevi tu, grazie alla musica si riesce a fare, insomma. E quindi sono molto contento. Anche il video è stato girato qui a Peschiera del Garda e sono molto soddisfatto di come è venuto fuori, e si trova chiaramente su YouTube, si può tranquillamente vedere, e, ecco, e penso che comunque anche il video con la ballerina così dia valore anche a quello che poi cantiamo, insomma, perché con me c'è questa cantante di Torino, Gloria Bivega, che appunto ha valorizzato il ritornello, comunque la melodia che ho scritto. Vero, complimenti davvero a Gloria, faglieli perché merita. E anche il video, dicevo, cari ascoltatori, dovete apprezzare anche questi artisti indipendenti che spendono tempo e soldi per realizzare video a volte molto semplici come questo, ma se voi vi sintonizzate sulla canzone, capite che diventa ancora più potente il pezzo guardando il video, e non è andato a New York o a Los Angeles a girarlo, ma è rimasto nella sua Peschiera del Garda. Potevi anche fare un giro a Gardaland volendo, ma non c'entrava niente in questo caso con la canzone, quindi hai fatto bene a girarlo dove l'hai Magari girato. un giorno a Gardaland qualche video lo facciamo. Minimo, scusa, ce l'hai lì dietro, assolutamente. Però ci piace questo modo di comunicare, grazie. veramente. Andy, ti facciamo i complimenti, vedo che te li stanno facendo anche gli ascoltatori, ricordando appunto che gli artisti indipendenti molto spesso con fatica, ma riescono a valersi anche di importanti collaborazioni. E nel tuo caso, per questo album, cosa ci vuoi ricordare? Che contatti sei riuscito ad avere? Con chi hai lavorato, Andy? Sì, le collaborazioni che vado insomma un po' più fiero e che comunque più importanti, insomma, con Jessica Morlacchi, che abbiamo realizzato. E cavolo! Volevo restare un po' umile, insomma. Capito? Noi intervistiamo gli umili, questa è la cosa, capito? Invece ecco. io ti devo pubblicizzare come fosse, io sono un venditore di pentole e devo vendere le mie pentole. Tu sei una pentola bellissima, di quelle che non fanno bruciare la carne, non c'è bisogno di metterci l'olio, signori, su Andy. Lui ti trasmette le cose belle ugualmente con la sua pentola e con la sua canzone. Sto scherzando, Andy, ma veramente è bello avere belle persone da proporre a un pubblico diverso, che è il nostro, quello di Radio Libertà, quelli che non guardano Sanremo, signori. Però la domandina prima di salutarti su Sanremo te la faccio, dai. C'è qualcuno per cui tifi? Sei rimasto impressionato in senso buono o cattivo da queste prime 2 serate? Anche ieri sera 3 milioni che ballano in meno, chissà dove vanno questi 3 milioni. Che sta succedendo, Andy? Ma perché c'era la Champions League, forse, no? Hai capito, Non lo so, io sinceramente l'ho seguito poco queste 2 serate qui, rispetto anche agli altri anni, ecco, devo dire la verità. Probabilmente, non lo so, è una cosa generale forse, però quello che ho ascoltato mi ha un po' incuriosito, anche se non fa parte del mio genere, Dito nella piaga. Potentissima, veramente.
Potentissima, non ho capito cosa cantava, però potentissima. Devo risentirmela. Però, questa presenza comunque sul palco. Molto davvero. Te la immagini Simone in regia, dito nella piaga qua che saltella e gira per la stanza? E che come fai a tenerla ferma, veramente? Mia moglie ha detto, ma non era un uomo, dito nella piaga, pensava che fosse... No, ma perché suona bene anche in versione maschile, no? Il dito nella piaga. No, va bene per tutto, Andy, veramente grazie. Allora, Grazie, noi lo grazie ricordiamo. Cosa bisogna scrivere per cercare la tua canzone? Desideri e poi Andy, basta Desideri, Andy? Esatto. Fantastico. Com'è? Basta scrivere Andy, quindi salta fuori. Sì, esatto. E allora, datevi da fare, cercate la musica che non c'è, che non ascolterete sicuramente su Radio Italia, soprattutto in questi giorni. Cercate Andy con Desideri. Un abbraccio Andy, buona musica! Ciao a tutti, grazie mille. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Vai. Sono le 11:20. Io ho spedito non so quante canzoncine del referendum. Voi le avrete ricevute magari già una volta, già due volte, già tre. Non fa niente, ne ricevete ancora. Perché io li scrivo a tutti quelli che mi chiedono: mi spedisci per favore la canzoncina? La voglio. Però a volte mi scappa, quando scappa e mi scappa il ditino e la spedisco a tutti quanti, no? Quindi se scrivete un messaggio al 340-6709-659 io vi invio la canzone sul referendum, che è molto potente. Questo cos'ha da dire? Mi ringrazia o mi manda Affanes? Vai, senti sul cursore, senti. Già ascoltato, sì. Ah, l'ha ascoltata? Meno male che almeno l'ascoltate. Non la dovete solo ascoltare, la dovete inoltrare questa canzone a parenti o amici che andranno a votare per il referendum sulla giustizia il 22 e 23 marzo, signori. Rischiamo di perdere. Perché ne parlavo prima in redazione, c'è Beppe che coordina il sito insieme a Lorenzo, insieme ad altri, il sito di Radio Libertà, dove ci sono anche tantissime cose vostre, quello che sentiamo in radio noi poi lo portiamo sul sito, anche alcune telefonate, e dicevamo prima attenzione perché adesso qualunque cosa succeda la riversano sul referendum, quindi qualunque guaio succederà da qui al 22 di marzo diranno ecco, se votate sì sarà peggio, ok? E siccome noi non siamo i scemi del quartiere stiamo facendo la stessa cosa, è chiaro, cioè lo diciamo ragazzi, se votate no peggiorerà ancora la situazione. Se volete cambiare votate sì al referendum. Come dite? Non avete capito niente? Ve lo faccio sentire, eccolo qua, lo spot pro sì al referendum. Non ho ancora scoperto chi l'ha fatto. L'ha fatto un leghista, l'hanno fatto quelli del PD o dei 5 Stelle che votano sì. So soltanto che mi piace. Vai! Votiamo tutti insieme. Sì! Per cambiare davvero. Votiamo. Per un processo più giusto. Per un processo più giusto. Futuro più vero. Un futuro più vero. Una croce su quel foglio. Una croce su quel foglio. È la scelta giusta. La scelta giusta. Pompa. In aula c'è un gioco ma le regole sono strane. Chi accusa e chi giudica, due facce, stesse trame. Serve una svolta, una linea netta e chiara. Per la giustizia vera, non una sorte amara. Basta confusione. Basta con i dubbi. Due ruoli separati. Per non avere intoppi. Basta intoppi. Votiamo tutti insieme. Sì. Vota sì. Per cambiare davvero. Pompa. Per un processo più giusto. Pompa. Un futuro più vero. Una croce su quel foglio. Una croce su quel foglio. È la scelta giusta, la nostra risposta. La tua matita è un'arma, il tuo voto una promessa di un'Italia diversa, non più la stessa. Separare le carriere non è un'idea astratta, è la base per un diritto che non si ritratta per ogni cittadino. Per chi crede nel domani, il potere del cambiamento è nelle nostre mani. Votiamo tutti insieme, sì, per cambiare davvero, per un processo più giusto, un
futuro più vero. Una croce su quel foglio per dare una scossa, è la scelta giusta, la nostra riscossa. Niente da dire, veramente una canzoncina ina simpatica da inviare a parenti e amici in vista del referendum sulla giustizia del 22 e 23 di marzo. Scrivetemi al 340 6709 659, mi scrivete la voglio, la canzone, e noi ve la inviamo anche questo pomeriggio quando volete. C'è Natalia che ha ricevuto istruzioni ben precise. Appuntamenti da non scordare, targati Lega, signori. Allora, salutiamo chi si sbatte per la Lega, ragazzi miei. Cesare, guarda che spatataffio che mi ha scritto. Rispondendo alle sollecitazioni della segreteria provinciale, siamo in Piemonte e siamo nel Monferrato, e agendo questa volta d'anticipo vi comunico qui di seguito il pesante programma di ben 5 gazebo che organizzo come sezione Valle Cerrina. Grandissimo Cesare. Domenica 8 marzo, mercati settimanali di Cerrina Monferrato, Piazza Bollo, Gabbiano, frazione Piagera. Domenica 15 marzo, i mercati settimanali di Cerrina, Fabiano. Cioè ragazzi, cercate la Lega Piemonte, Murisengo Monferrato, Cerrina Monferrato, Gabbiano. Sono piccole frazioni, ma questi militanti della Lega che regalano il loro tempo alla Lega sono veramente inestimabili. Lega Piemonte, trovate tutti i gazebo dei prossimi weekend. E per informarvi sul referendum, per informarvi anche su io sto con la polizia, io sto col poliziotto. Sì, ma quale poliziotto? Non certamente la mela marcia, ci mancherebbe. Domani gazebo della Lega anche a Cassano Magnago, la mia città. Gli amici, i militanti di Cassano Magnago li abbiamo avuto ospiti la scorsa settimana nella trasmissione Lega e dintorni che fa il grandissimo Grimoldi, quello che si occupa dei gadget di Radio Libertà, il mercoledì alle ore 16. Bene, domani Cassano Magnago, gazebo in Cassano, è in occasione del mercato dalle 9 alle ore 12. Sabato 28 febbraio presso la moschea abusiva di via Valsolda 21. Fammi un po' vedere. Via Valsolda 21 Milano, presidio in sostegno del popolo iraniano per la libertà e la democrazia della nazione iraniana e contro l'islamizzazione dell'Europa. Questo sabato 28 febbraio ore 16:30, via Valsolda 21. Chiaramente la Lega organizza questo presidio. Un aperitivo in sezione, ma è una buona scusa per parlare del referendum sulla riforma della giustizia, questo sabato 28 febbraio alle 11 presso l'antica rocca di Romanengo, Cremona, via Gorla. Ospite Isabella Tovaglieri, europarlamentare della Lega. Questo sabato ore 11 presso l'antica rocca di Romanengo, Cremona, si parla della riforma della giustizia. Gli appuntamenti da non scordare, targati Lega, questo venerdì 27 febbraio ore 18:30 a Bassano del Grappa, via Angarano 36/A, Palazzo delle Competenze. Anche qui le ragioni del sì al referendum. Introduce Massimo Berton, referente organizzativo area bassanese, i saluti del sindaco di Bassano del Grappa Nicola Finco, i relatori Mara Bizzotto, vicepresidente della Lega Senato, e Andrea Ostellari, sottosegretario al Ministero della Giustizia. Questo venerdì 27 febbraio ore 18:30 a Bassano del Grappa. Venerdì 27 febbraio, difendere il territorio, competere nel mondo, il ruolo dell'Europa tra dazi
e Mercosur. Se ne parla questo venerdì alle ore 18:30 con Susanna Ceccardi e Mario Agnelli, che è sindaco di Castiglion Fiorentino. Appuntamento all'Hotel Park, via Umbro Casentinese 88, Castiglion Fiorentino, in provincia di Arezzo. Arriva Susanna Ceccardi. Tutti gli appuntamenti da non scordare targati Lega li trovate sul sito legaonline.it, soprattutto quelli che riguardano la televisione, ma moltissimi, come vedete, ve li leggo io. Sempre questo venerdì 27 alle 20:45 a Teatro San Carlo di Arona, provincia di Novara, ma anche a due passi da Milano, arrivano Riccardo Molinari, Alberto Bagnai, Giancarlo Giorgetti, ma ci sarà anche il nostro Alberto Luigi Gusmeroli. Si parla degli Stati Generali dell'Economia 2026 Arona, 16ª edizione, questo venerdì 27 febbraio ore 20:30 a Teatro San Carlo di Arona, assolutamente da non perdere. E vorrei vedere lunedì 9 marzo siamo ad ALA, referendum giustizia, le ragioni del sì, relatrice onorevole Ingrid Bisa. Lunedì 9 marzo ore 20:30 Sala Zendri ad ALA. E poi potrei andare avanti fino a domani, ma il tempo è passato, ragazzi. Se mi sentite in diretta questo giovedì, oggi alle 20:30, questa sera, a Vedugio Concolzano, Monza Brianza, Sala Segantini, arriva Massimiliano Romeo, senatore della Lega e capo della Lega Lombarda. Questa sera si parla delle ragioni del sì per la riforma sulla giustizia, ore 20:30, Sala Segantini, via dei Caduti 5, municipio di Vedugio Concolzano, in piena Brianza. E qui Sammy Varin, che non fa altro che ringraziare Simone in regia e tutti voi per la pazienza di avermi ascoltato, ma è una minaccia. Ci risentiamo domattina alle 7:30.